Un'azienda dell'Appennino modenese che alleva all'aperto tra i boschi polli e faraone biologiche, un'impresa viticola di Reggio Emilia che porti l'Ambrusco Reggiano DOC in tutto il mondo e un museo, quello della civiltà contadina di Mentivoglio, che difende le tradizioni agricole locali. Sono queste alcune delle realtà vincitrici di Bandiera Verde Agricoltura 2021, il premio ideato da CIA Agricoltori Italiani giunto alla 19ª edizione. La consegna degli award a queste realtà è avvenuta l'11 novembre scorso a Roma, nel Campidoglio, luogo in cui 10 aziende agricole di tutta Italia e scelte in base a specifiche categorie hanno ottenuto i riconoscimenti in tema di sostenibilità ambientale, transizione ecologica, tutela dell'ambiente e del paesaggio, innovazione tecnologica. La Confederazione punta sulle aree rurali del paese perché, nonostante la difficoltà come la pandemia, hanno sviluppato da tempo una tenacia produttiva degna di nota. Prova ne sia che le imprese che hanno ottenuto il riconoscimento hanno queste caratteristiche ed hanno adottato soluzioni ecologiche e tecnologiche. Oggi è una giornata molto importante per l'Emilia Romagna. In CIA il premio Bandiera Verde ha assegnato 3 premi, il primo a un'azienda di Montese che fa allevamento avicolo in montagna biologico, il secondo un'importante azienda vitivinicola che lavora all'azienda nel Reggiano, a Reggio Emilia, in provincia di Reggio Emilia, e appunto un museo della civiltà contadina di Bentivoglio in provincia di Bologna che richiama le vecchie e le antiche tradizioni contadine, gli attrezzi e le attrezzature contadine e li mette in mostra a tutti i visitatori per ricordare e richiamare quelli che erano i vecchi, gli antichi lavori che si facevano in campagna. Lavori che non vanno persi, sono tradizioni, sono ricordi, sì, ma sono anche storie di donne e di uomini che hanno fatto l'agricoltura italiana nel corso degli anni. Quindi sono attrezzature assolutamente importanti, sì per il ricordo, ma anche per capire da dove veniamo e come si è evoluta l'agricoltura che è arrivata fino all'agricoltura 4.0 di oggi. Quindi è un momento molto importante, un momento che sancisce appunto i passaggi dell'agricoltura nel territorio emiliano-romagnolo. Quindi tre aziende che guardano il futuro, guardano il presente, ma anche a quello che è stata l'agricoltura del passato. Per la sezione Agroecology ha vinto l'azienda agricola Il Vecchio Pollaio di Montese, nell'Appennino modenese, una realtà in cui si allevano polli, anatre e faraone biologiche e dove si coniugano elementi di agroecologia con la bioedilizia per i ricoveri degli animali. Si impiega il fotovoltaico e i mangimi sono prodotti in azienda. La nostra azienda ha avuto l'obiettivo di sviluppare carni sostenibili in territori di montagna. Per noi è un premio inaspettato perché sul nostro territorio modenese l'agricoltura è considerata un allevamento di secondo livello, quindi oggi questo premio mi ripaga di tanti sacrifici, tanti investimenti e di tanta convinzione sulla sostenibilità e la qualità. Daipra alleva diversi soggetti, come ci ha raccontato quando lo siamo andati a trovare nello scorso luglio. Io ho una piccola azienda per scelta, nel senso che in montagna si possono fare delle microaziende, quindi un numero compatibile con quelli che sono i miei sistemi di allevamento può permettere di allevare appunto circa 7, 8, massimo 10.000 capi e già sarebbe un numero molto importante perché il pascolo è elemento fondamentale, quindi ci vuole una tot di spazio disponibile per ogni singolo capo e quindi in montagna sono territori più ridotti, non si può andare a produzioni troppo intensive, ecco, e non è neanche il nostro obiettivo. In una sezione del pollaio ci sono le faraone. Faraone di 60 giorni scarsi, ecco, 45-50 giorni. Questo è un piccolo parchetto che viene sviluppato apposta un po' per proteggere dalla fauna selvatica, perché così piccolo è molto predabile, ma anche perché cominciano ad ambientarsi con il pascolo, con l'erba, con i sassi, cominciano a prendere confidenza con lo stato semibrado che dicevi tu prima. Daipra acquista i pulcini con poche ore di vita.
pulcino mi arriva entro 8 ore di nascita, 8 ore di vita del pulcino, poi perché così il primo alimento e la prima bevanda vengono consumate in azienda. E noi produciamo appunto le bevande, nel senso che c'è una prima fase fitoterapica che consente lo sviluppo dell'animale e produciamo anche i mangimi stessi che vengono somministrati agli animali, perché abbiamo sviluppato nel tempo una nostra formula. Può apparire un po' presuntuoso tra virgolette, ma noi crediamo che le formule utilizzate per l'ingrasso classico anche del biologico non siano adatte ad animali che pascolano tanto tempo come i nostri. L'azienda dispone di un laboratorio in cui vengono trasformate le carni. Noi abbiamo scelto di valorizzare questo tipo di animale non solo per il classico petto d'anatra e quant'altro, ma per un macinato adatto al ragù che definiamo ragù di cortile, quindi con animali appunto come gli avicoli palmipedi. E secondo noi è un animale molto adatto perché pascolando appunto carni più saporite, molto più rosse, queste sono definite anche carne nere, non è la classica carne bianca, che l'anatra ha un'altra definizione, quindi molto adatta appunto alla trasformazione. Per allontanare gli uccelli predatori, l'allevatore ha installato un dissuasore. Adesso lo attacchiamo, c'è una rotazione di suoni, adesso noi utilizziamo questo che è il falco che preda un uccello e siccome il falco è molto territoriale questo dovrebbe aiutare a non far avvicinare gli altre famiglie di falchi, però non è sempre così efficace come si pensa, ecco, perché diciamo per qualche giorno magari funziona, esatto. Poi dopo si abituano al poi gli animali comprendono che non c'è rischio e pericolo per loro e quindi si avvicinano ugualmente. Poi bandiera verde CIA anche all'azienda agricola Rinaldini di Reggio Emilia, a vocazione vitivinicola, che ha deciso di puntare su antichi vitigni, salvati così dall'estinzione, prodotti dalle caratteristiche tipiche che vengono esportati nel mondo. L'azienda è stata fondata da mio padre alla fine degli anni 60, noi come famiglia non veniamo dall'agricoltura ma veniamo dalla ristorazione, perciò ci siamo avvicinati a questo mondo perché mio padre voleva fare il chilometro zero negli anni 60, naturalmente era un precursore della cosa, però questo ci ha permesso anche di avvicinarci a questo mondo con una filosofia naturalmente diversa da quella della nostra realtà. La realtà nostra è a Reggio Emilia, perciò vuol dire Lambrusco, che è un vino, anzi il vino più venduto, vino rosso più venduto al mondo, perciò vuol dire grande produzione. Noi invece abbiamo avuto un'idea di fare il Lambrusco partendo dalla qualità, che la qualità la fa la vigna, perciò abbiamo infittito molti ceppi, abbiamo 4.000 piante per ettaro con una bassa produttività. Questo ci permette poi di avere la qualità in bottiglia che noi andiamo a ricercare. Noi siamo veramente orgogliosi di ricevere questo premio che naturalmente oltre che premiare in sé la nostra azienda, ma ci rende molto felici e fa capire anche la nostra missione e la nostra filosofia produttiva di salvare anche antichi vitigni, tra cui il Lambrusco Picon Ross, che era un vitigno che abbiamo trovato in azienda quando è stata acquistata, ormai dimenticato. Considerate che le prime piante che noi abbiamo moltiplicato per fare la vigna le fece mio padre. Io avevo 13 anni e un ricordo che ho dell'infanzia, che di queste piantine messe in questa serra a freddo, questa notte d'inverno che gelavano, dove noi abbiamo smontato tutte le stufe di casa portate nella serra per salvare le piante. Io ho passato un inverno con la casa al freddo, ma però adesso parliamo del Lambrusco Picon Ross, che noi abbiamo voluto dare anche come posso dire, un'eleganza anche nella bottiglia, appunto applicando il metodo classico alla lavorazione, perciò rendere un vino che è fruibile a tutti i mercati e ce lo troviamo su tutte le tavole del mondo, tra cui ad esempio Parigi viene servito con le ostriche, e questo ci rende veramente, veramente orgogliosi di aver portato un pezzettino di Reggio Emilia in tutto il mondo. Infine un altro riconoscimento al Museo della Civiltà Contadine di Bentivoglio in provincia di Bologna. Anche a questa realtà è andato un riconoscimento, espressione di pregio non solo per cultura e tradizioni, ma anche per ricerca, acquisizione, conservazione ed esposizione delle più interessanti testimonianze di vita e lavoro contadino.